Sono le 7:35 del mattino, io ho già il fiatone, già chiaramente, perché va sempre così, ogni volta che bisogna uscire per suonare io esco sempre di corsa perché devo prendere mille milioni di cose. Ebbene, dicevo, sono le 7:35 del mattino, sono partito dalla mia house e sto andando in saletta dove dovrei incontrare Alessio Belli. Alessio Belli, fai ciao con la mano. Sei pronto, Alessio Belli? No, sono tutto ricoglionito. Ecco, ottimo. Siamo tipo Lisa e Marge. L'accensione del veicolo. Diciamo, finito volante. E non vi abbiamo ancora detto dove stiamo andando. Spero che l'inquadratura sia decente, perché così rimarrà fino a destinazione e tra poco vi sveleremo. Giusto? Non so che sono Perfetto. bellissimi quegli occhiali. Alessio Belli tra l'altro non vi vuole assolutamente dire dove andiamo, si vergogna un po'. E un po' mi vergogno, infatti ho fatto l'antitetanica stamane. Vado via con la macchina della mamma, perché la mia era troppo piccola. Fa un rumore incredibile al volante, la radio non sintonizza assolutamente niente. Ma va bene così. Va bene così perché c'è sempre il pieno nella macchina di mia mamma. Esatto, soprattutto è sponsorizzato. Ale, guarda dove andiamo, guarda dove andiamo. Andiamo a suonare. Mi sto andando contro la La macchina. macchina. Tarta. Per chi non lo sa è il tartaruga. Io e Alessio andiamo alle 9 del mattino al Tartaruga. Andiamo a suonare stasera al tartaruga. Tutti al tartaruga stasera. Invece no, ci passiamo davanti col motore a 6.000 giri. Si prosegue invece. Siamo già fermi. Poi si va dallo zio Roby a mangiare una costata. Ci siamo fermi. Siamo fermi nel traffico. Abbiamo fatto una deviazione giusto per vedere un cantiere. Ma vedi dove siamo? Dice che siamo qua, io dovevo andare giù. Io per andare a Cantù sono sempre andato a Como. No, ho detto dove andiamo. Mannaggia. Dice andare dritto. Sì, ma mi dice che manca ancora mezz'ora, arriviamo giusto tirati, senza far colazione. Niente, comunque abbiamo sbagliato strada perché io e Alessio ci siamo fidati del nostro buon tu mi dai di là. Vai di là. Andiamo di là. Niente, ormai vi abbiamo svelato dove stiamo andando. Andiamo a fare colazione, a me ci piace. Andiamo Tipo, fare il caffè a Genova e andiamo a fare Andiamo a fare colazione a Cantù perché Alessio vuole andare a... Meratu. Va bene, vediamo. Attenzione, 500 metri via chiusa. Non sappiamo se arriveremo a destinazione. In caso contrario sappiate che vi vogliamo bene. E tu pensa che in tutto ciò Pappa è a Roma a farsi delle gran magnate. Ma ci pensi? Te lo sei visto che è a Roma? Sì, me lo sono visto che era Roma. Poverino, Non fa mai niente quel ragazzo, sempre in giro. Ha fatto tutta la settimana a Roma a fare magnate, a mezzogiorno, alla sera, da amici, in trattorie. Notare questo ridente paesino verde con questo sole che spacca le rocce. Voi non lo vedete, ma in realtà è così. Ecco, manca un quarto d'ora. 15 minuti. Siamo quasi pronti a far colazione. Noi siamo in lutto, vedete dove siamo entrati. Soprattutto Alessio, direi. Mamma mia, mi viene già mal di pancia. Poi mi dà ancora un quarto d'ora, ma se siamo già a Cantù. Vabbè, ma dipende dove è il luogo. È estesa Cantù. Guardate quanto è bello questo paese. Questo Ma c'è il prato però. bel prato, è andato, mi spiace. Sperando che l'inquadratura sia giusta. Torniamo dopo questi pochi secondi. Siamo arrivati a Cantù. Ci siamo quindi. Tanto sono andato a mangiare qua l'altra volta. Ma cos'è che hai mangiato? La pizza. Era croccante la pizza? Era croccante la pizza, era croccante. E insomma, semaforo rosso. Siamo fermi un'altra volta in direzione, diciamo. Oh. Stiamo andando all'SC Studio. Cosa starà per essere? Studio, vabbè, sta per studio. Che è uno studio. Stiamo andando in uno studio, non uno studio per studenti. Studio? Non so, però SC potrebbe stare per Super croccante. Super croccante studio o super canturino. No, super cantorino ti prego. No, dai, tu sai per cosa sta SC. Sì. Io credo. Ma in realtà poi non è ufficiale, è una... Non c'è scritto da nessuna parte che vuol dire quello, però secondo me... Sì, ma è come se tu facessi una cosa che ho scritto. GDS. GDS, cosa sta per? Grandissimo. Lì c'è un negozio di musica. Ci fermiamo un secondo, allora vado a prendere i plettri. Sto entrando contro mano? Sì, può darsi, ma non fa niente. No, non è contro mano. Beh, allora alla prossima puntata per sapere per cosa stanno le lettere S e C. Sì, perché una l'abbiamo già svelata.